In calo il numero dei casi stimati di influenza stagionale nella regione Veneto, 62.818 contro i 68.013 della scorsa settimana, per un totale di 405.453 da inizio stagione. L'incidenza resta su valori alti, con un calo più evidente in età pediatrica, stabile l'incidenza per le fasce adulte ed anziane. Soprattutto a tutela di queste ultime, della categoria delle persone fragili, si deve mantenere alta la soglia di attenzione, utilizzando misure di prevenzione di igiene respiratoria. Bisognerà comunque aspettare ancora per rendersi conto di che portata è effettivamente il calo dell'incidenza. La fascia maggiormente colpita resta quella dai 0 ai 4 anni, segue la 5-14 anni, la 15-64 e infine gli over 65. I sintomi dell'influenza sono febbre, brividi, tosse, mal di gola, cefalea, dolori muscolari, astenia, naso chiuso, naso che cola. Il virus influenzale può indebolire temporaneamente il sistema immunitario anche in soggetti giovani e sani e può favorire la comparsa, insieme all'influenza, anche di infezioni batteriche contemporanee, quali bronchiti, otiti, polmoniti e sinusiti. Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7.